silenzio infinito. Longarone non c'era più. Ho detto, non ci credo. Il più grande disastro ambientale mai accaduto al mondo provocato dall'uomo. Ma perché? Si sapeva, ma perché? Hanno ammazzato 2000 persone e hanno rovinato la vita di chi è rimasto. Le immagini sono crude, l'impatto emotivo ha la potenza di un pugno nello stomaco che lascia senza respiro. Per il 9 ottobre 2019, a 56 anni esatti dal disastro del Vajont, in 50 sale cinematografiche italiane saranno proiettati 2 docufilm, Vajont 63, Il coraggio di sopravvivere di Andrea Brandstraller e Vajont, una tragedia italiana, diretto da Nicola Pittarello. L'evento, che in provincia di Belluno sarà al Cinema Lumière del capoluogo, all'Officinema di Feltre e a Santo Stefano di Cadore, è un progetto curato da Venice Film e realizzato in collaborazione con la Regione, la Provincia, il Comune di Longarone, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, la Fondazione Vajont e Treviso Film Commission. L'evento, preceduto da una conferenza stampa di commemorazione al Senato, è stato presentato lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia e racconta la tragedia immane, conseguenza di precise colpe umane, attraverso la voce dei superstiti, sopravvissuti e dei soccorritori, oltre alla ricostruzione del processo dell'Aquila con l'ultimo contributo del giudice istruttore Mario Fabbri, scomparso lo scorso maggio. Mi sono posto molte volte la domanda, senza trovare una risposta nei fatti, se la lezione del Vajont sia servita a qualcosa o no. Il 9 ottobre, sottolinea il presidente Luca Zaia, è una data divenuta un monumento morale contro il più incauto e incosciente sfruttamento della natura da parte dell'interesse dell'uomo. È una ferita atroce e mai rimarginata nel cuore di molti nostri corregionali. È un monito affinché la politica sia buon governo, capacità di prevenire e intervenire creando condizioni di sicurezza e sia strumento essenziale per dare sempre garanzie di giustizia. Buonasera e ben ritrovati con 20:10 come sempre dopo il telegiornale di Treviso. Nel servizio di Tiziana Bolognani, solo uno dei tanti tasselli della memoria di domani con questa doppia proiezione per ricordare ancora una volta il Vajont. Siamo alla vigilia di quel 9 ottobre, e allora 9 ottobre 1963, domani saranno 56 anni dalla tragedia infinita. L'abbiamo chiamata così perché è una tragedia che grida ancora vendetta e che probabilmente la griderà per sempre. Con noi questa sera, lo ringrazio molto, Renato Migotti, buonasera, presidente dell'associazione Vajont, il futuro della memoria, quello che è stata per anni l'associazione superstite del Vajont, che qualche anno fa lei ha cambiato come nome. Perché la decisione di cambiare con il futuro della memoria? Allora, la nostra associazione nasce 20 anni fa, proprio abbiamo commemorato i 20 anni proprio qualche giorno fa. Nasceva già 20 anni fa come continuazione di alcune delle associazioni, dei gruppi che si erano creati all'indomani del disastro del Vajont per rivendicare diritti, per portare avanti le richieste dei superstiti e dei sopravvissuti e dei sinistrati. Ecco, dopo una trentina d'anni, naturalmente queste associazioni nate all'indomani del Vajont erano scemate, si erano perse. Ecco, noi, nel senso che un gruppo di persone del Longaronese, di Castellavazzo, di Erto e Casso e di Vajont, abbiamo detto perché non continuare per perpetuare la memoria con un'associazione che raccolga naturalmente i gruppi le comunità del Vajont. Ecco che 20 anni fa nasce quindi l'associazione dei superstiti, e la nostra associazione raccoglieva circa 300-350 superstiti, tra cui anche diversi sopravvissuti. Con il 50° anniversario del Vajont riteniamo che sia necessario cambiare pagina, pensare più al futuro, pensare ad una memoria attiva, agli insegnamenti che il Vajont ci ha trasmesso, e quindi ci togliamo di dosso anche il nome di superstiti, perché
avevamo scoperto poi nel tempo che questa parola tutto sommato ci aveva un po' allontanato dalla gente, dai nuovi longaronesi, dai vecchi longaronesi che in qualche maniera volevano un po' non parlare troppo del Vajont o non ricordarlo troppo, per cui la parola superstite è sparita, pensando appunto che sostituirla con il futuro della memoria potesse essere l'intendimento e la forza per proporci come testimoni della tragedia alle giovani generazioni e far sì che le giovani generazioni portino avanti il nostro messaggio, la nostra memoria, perché evidentemente per motivi anagrafici i superstiti stanno scomparendo. 22:39 di quel 9 ottobre 1963, allora lei che flash ha di questa ora? Ma le dirò che io, come tanti superstiti, non amo ricordare l'episodio personale, cioè ciò che ho vissuto personalmente, è talmente intimo, talmente avvolto nella mia persona questa tragedia, questo fatto che mi emoziona ogni volta che ne parlo e mi rattrista e mi mette anche, mi crea un disagio che dura anche giornate, per cui preferisco parlare di Vajont, preferisco parlare della memoria, ma non preferisco parlare di quegli attimi che io ho vissuto in quella notte. Allora parliamo del dopo, parliamo di come si è ricordato il Vajont e parliamo anche di se adesso in qualche modo dopo questi 56 anni si percepisce, le generazioni percepiscono cosa è successo, o se è il rischio, le vostre associazioni ci sono ed esistono proprio per perpetuare questa memoria, ma resta una ferita che rimarrà forse aperta per sempre? Diciamo che per i superstiti è evidente che superstiti e sopravvissuti questa ferita è incancellabile, però devo dire che vivendo a Longarone trovo poca sensibilità sulla storia del paese. Noi ci stiamo dando da fare appunto come associazione per avere dei contatti con le scuole, non solo locali, anche fuori, per perpetuare la memoria attraverso il racconto della storia e attraverso anche gli informatori, cosiddetti informatori della memoria, che sono delle persone che hanno fatto dei corsi di abilitazione, se vogliamo, a condurre come guide le persone che vengono a visitare il Vajont e che chiedono di conoscerne la storia. Purtroppo diciamo che a Longarone non c'è una gran sensibilità sulla storia, lo si vede nella partecipazione principalmente della giornata del 9 ottobre e delle commemorazioni legate alla commemorazione del disastro del Vajont. Credo che comunque questo sia dovuto principalmente al fatto che a Longarone sono arrivate molte famiglie nuove. Longarone ha il polo industriale più importante e più numeroso della provincia di Belluno, e quindi c'è stato un cambiamento totale, direi radicale, delle persone. Sono rimasti troppo pochi i superstiti per contare nella comunità e quindi si trovano anche isolati. E inoltre poi direi che la difficoltà nostra è maggiore, è quella proprio di trasferire la nostra memoria ai giovani. Abbiamo visto, scorrendo le immagini, c'era questi pannelli con i titoli di giornale, non solo del giorno della tragedia ma anche dei mesi successivi. C'era un titolo che mi ha colpito: i vivi ricominciano a vivere. Lei quando è che ha ricominciato a vivere? Allora, diciamo questo, che la comunità superstite per 30-35 anni addirittura è stata in silenzio. Ha vissuto il dopo Vajont con
con dignità e con silenzio, finché Marco Paolini una sera, in prima serata in TV, ha raccontato il Vajont. Quel Vajont è stato raccontato ed è servito sia agli italiani per creare una coscienza civile sulla storia di questa tragedia, dove purtroppo c'è la colpa della mano dell'uomo, ma ha aiutato anche noi superstiti a incominciare a raccontare, a parlare, ad uscire. Vi ha dato una spinta ulteriore. Ci ha dato una spinta e in qualche maniera facciamo proprio partire il riscatto, no? L'uscita dal trauma, o una parziale uscita dal trauma del Vajont proprio dopo 35 anni con la serata di Marco Paolini. Io ho fatto anche delle indagini, delle analisi in merito a questo fatto del silenzio che è durato oltre 30 anni e ho scoperto che purtroppo quando ci sono dei disastri di grandi dimensioni, ecco, oppure delle tragedie, no, di grandi dimensioni, purtroppo la storia ci insegna che per un certo periodo le persone colpite non ne parlano, la tengono dentro di sé. Questo è capitato anche per altre grandi tragedie, sì, sì. Sembra quasi un fatto naturale, sì. almeno inizialmente. Senta, altre parole che mi hanno colpito vedendo anche una parte del film che verrà proiettato domani nelle sale, le parole del giudice, che dice: io mi chiedo ancora se sia servito, cioè se qualcuno abbia imparato qualcosa, e me lo chiedo. Secondo lei si è imparato qualcosa dal Vajont oppure no? Ecco, è una domanda che ricorre molte volte quando io ho occasione di parlare del Vajont nelle scuole o comunque nelle comunità dove io e altri veniamo chiamati per raccontare la storia. Il Vajont è servito. Allora, diciamo che per qualche cosa è servito, perché se pensiamo solo alla legislazione sulla costruzione delle dighe è radicalmente modificata proprio dopo il disastro del Vajont. Una volta si costruivano le dighe, e la diga del Vajont ne è proprio la dimostrazione, si costruivano le dighe, dicevo, analizzando geologicamente solo le spalle dove il muraglione della diga appoggiava. Non erano necessarie, non erano prescritte o richieste dalla legislazione le indagini idrogeologiche dell'invaso. Dopo il Vajont questo è succeduto e noi abbiamo in Italia oltre 600 dighe, quindi è evidente che il Vajont qualcosa ha insegnato. Se però guardiamo i giornali, i quotidiani di tutti i giorni, se guardiamo i telegiornali, se guardiamo i fatti che succedono tutti i giorni, purtroppo dobbiamo dire che in l'Italia è un paese fragile sotto il profilo ambientale e idrogeologico e non si fa la giusta azione, la giusta attività di prevenzione. E quindi purtroppo uno dei motivi della nostra presenza anche nelle scuole è appunto per sensibilizzare principalmente i ragazzi alla natura, ai rapporti con la natura, ai rapporti con l'ambiente. Allora, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo con Renato Migotti. Rieccoci in diretta, 20:10, siamo con Renato Migotti, presidente dell'associazione Vajont, il futuro della memoria. Oggi il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, ha detto: la tragedia va ricordata coi fatti più che con le parole. Lo Stato non dimentichi la montagna e le sue imprese. Non lasciano sole le nostre imprese e auspichiamo che il governo riprenda in mano le misure richieste dagli Stati Generali della montagna. Il messaggio, insomma, del Vajont potrebbe essere anche questo per lo Stato. Lo Stato si è dimenticato negli anni del Vajont e tuttora si dimentica della montagna. Allora, dicevamo appunto prima che l'Italia è un paese fragile sotto il profilo idrogeologico. La nostra montagna è uno dei punti più deboli
e quindi sicuramente il fatto di rapportarci con l'ambiente, con la natura che è fragile, con i problemi idrogeologici che ormai ci insegnano che ogni acquazzone violento crea disagi, crea problemi alla viabilità, crea dissesti nella natura e magari anche dei morti, vuol dire che la montagna deve avere un'attenzione maggiore che altre parti. Senta, domani ci sono tante iniziative, ci vuole ricordare un po' com'è la giornata di domani? Allora, domani inizia con una messa al mattino a Longarone e la stessa messa poi viene proposta nei vari siti delle altre comunità, quindi a Ertrecasso, a Vaillant e a Ponte nelle Alpi principalmente. Il momento più importante della giornata si svolge al cimitero delle vittime Vaillant, dove c'è un intervento civile da parte del sindaco del comune di Longarone e la partecipazione di autorità pubbliche, politiche e religiose, con la partecipazione anche del vescovo di Belluno per la Santa Messa al cimitero. Ecco, quanto è stata importante la costruzione del nuovo cimitero monumentale di Fortonia per tenere viva la memoria? È stato importantissimo a mio avviso, perché il precedente cimitero era un cimitero che accoglieva circa 1500 lapidi. Di queste 1500 circa la metà erano con un nome e l'altra metà era senza nome. Voleva dire che erano di corpi straziati che non erano stati neanche riconosciuti. 400 altre persone, 350 circa, mancavano l'appello. Sono persone che non sono state più ritrovate. Ecco, la ristrutturazione del cimitero ha portato a pari dignità tutti i morti, ricordandoli tutti, e tutti i cippi hanno chi ricorda la persona inumata, chi ricorda la persona che non è stata ritrovata, chi ricorda la persona che è stata inumata ma non riconosciuta. In definitiva, in quel cimitero ci sono 1910 croci, cippi ora, che ricordano 1910 vittime. Senta, lei prima ci diceva, e ovviamente rispettiamo la sua volontà, non voglio parlare insomma della mia esperienza personale perché sì, resta dentro di lei. Se però pensa a quel giorno, oggi, immagino che negli anni lo ha pensato in modo diverso, con rabbia, con dolore, oggi come lo pensa? C'è ancora la rabbia, c'è ancora il dolore, è cambiato qualcosa? Ma le dirò, vivere a Longarone non è stato facile e non è facile tutt'oggi, direi, per i vecchi longaronesi. Il fatto di vivere in una città che non ha più nessun riferimento con il vecchio paese. Lei faccia conto che a Longarone il disastro del Vaillant ha cancellato geograficamente, fisicamente il paese, quindi è stato ricostruito con nessuna somiglianza, neanche architettonica, diciamo, possiamo dire, del vecchio paese. Quindi per noi è stato disagevole, è disagevole. In più disagevole è anche il fatto di passare sempre davanti a quel muraglione di diga, il quale incombe anche sulla città di notte, con una luce che illumina, è una luce sinistra, per cui voglio dire viviamo continuamente con la presenza del Vaillant. Ecco, non è facile vivere, però bisogna avere la forza di superare, e la forza di superare viene proprio per la volontà che ci deve essere, almeno
da parte dei superstiti di perpetuarne la memoria, di raccontare ciò che è successo perché non possa succedere mai più. Ne conosce tanti che sono andati via perché non reggevano questa presenza? Ecco, Longarone all'indomani del Vajont ha visto l'ingresso, il ritorno di tanti emigranti e anche famiglie che magari si erano stabilite all'estero, principalmente in Francia e anche in Belgio, e che per il fatto per aver avuto in famiglia molti morti sono ritornate anche per ripristinare e per riattivare le attività commerciali dei parenti deceduti. Molte però di queste persone non ce l'hanno fatta e sono tornate ad andare via. Alcuni longaronesi rimasti superstiti sono andati a vivere altrove, principalmente a Belluno, e pochi hanno fatto ritorno. Direi che anche per questo motivo ci siamo un po' dispersi e portare avanti le radici di Longarone non è facile. Noi siamo continuamente alla ricerca di fatti, di luoghi, di fotografie, di motivi che possano essere in qualche maniera messi insieme e facciano parte della nostra storia, ma che anche facciano parte del nostro museo Vajont Attimi di Storia, e che siano in qualche maniera raccolti per raccontare agli altri quello che noi avevamo e abbiamo vissuto. Vedo che ha tanti qui sul tavolo, insomma, tante testimonianze, libri e riferimenti proprio a questo, insomma è anche il simbolo del vostro lavoro. Siamo quasi in chiusura, però volevo chiedere un'altra cosa. Lei ci ha detto, e immagino va spesso, immagino, nelle scuole. Se lei avesse di fronte un bimbo che nulla sa del Vajont, come glielo spiegherebbe in una frase quello che è successo quel 9 ottobre nel 1963? Ma io nelle scuole, intanto bisogna avere un atteggiamento diverso con le scuole elementari e medie rispetto alle superiori. Certo. Però, come si spiega a un bimbo una tragedia così? Eppure è doveroso farlo. Le dirò che i ragazzini, principalmente quelli di quinta elementare, quarta e quinta, e quelli delle medie, prestano molto attenzione quando raccontiamo la storia del Vajont, si meravigliano e so anche che ne parlano in famiglia, tant'è che noi consegniamo in genere quando andiamo nelle scuole anche la guida che abbiamo ristampato dopo una prima stampa di diversi anni fa, e l'abbiamo completata e la consegniamo ai ragazzi perché questa guida sintetica possa essere poi riletta sia in classe ma anche discussa con i genitori, perché secondo noi il messaggio che noi portiamo nelle scuole deve poi entrare nelle famiglie, principalmente quelle della nostra cittadina, ma anche quelle della provincia, insomma. Allora io ringrazio Renato Migotti per essere stato con noi alla vigilia di una giornata così importante, e grazie anche per essere quel testimone che è, e grazie anche di resistere nella sua città nonostante quella presenza inquietante, grazie a persone come lei che la memoria del Vajont rimane viva. Grazie davvero per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie a lei.